Grazie per essere qui. Certo. E vabbè, è stata una serie pazzesca, probabilmente uno dei più equilibrati di tutti gli ultimi anni. Stasera è stata un po' diversa forse la partita, perché io riuscito sempre a tenere la testa avanti, però quello che avete fatto nel terzo quarto, quel rientro, arrivare a un solo possesso di distanza, con la sfortuna di qua, anche se è rientrato, insomma, una serie di cose. Alla fine tra l'altro vedevamo le giocatrici che probabilmente giocavano con energie più mentali più che fisiche, perché le vedevamo veramente stanchissime. Io credo che sia stata certamente una grande finale. Penso anche che la pallacanestro femminile ha offerto un grandissimo spettacolo e tutte le ragazze che hanno giocato oggi davvero meritano un applauso, perché come ho detto l'anno scorso che abbiamo vinto, lo dico nuovamente quest'anno, cioè tutte quelle che hanno giocato hanno dato il massimo. È ovvio che adesso appena finita la partita stai pensando un po' agli errori che hai fatto, alle cose, quindi è un po' difficile non metabolizzarla, però indubbiamente ha vinto la squadra che ha meritato ed è giusto che abbia vinto Schio. No, indubbiamente è una grandissima stagione che ci ha portato a giocare 3 finali, 3 trofei, vincerne uno, quindi voglio dire è stata certamente una grande stagione. È ovvio anche che lo sforzo per ritornare in partita nel terzo quarto un po' dopo l'abbiamo pagato, e credo anche che un paio di tiri, un paio di situazioni che credo sul -4 abbiamo sbagliato dei tiri che potevamo mettere, e comunque abbiamo fatto una palla persa diciamo di troppo, perché ne abbiamo fatte 13 oggi, no? E quindi magari lì abbiamo un po' perso l'inerzia, perché credo davvero che bastava, forse non so se fosse stato sufficiente, però un canestro nel momento del terzo quarto del recupero al -4, credo che sia stato -4 o -3, non me lo ricordo, -3, sì, un canestro in quel momento lì veramente avrebbe potuto girare la partita completamente, però purtroppo si chiama pallacanestro e se sbagli dei tiri o comunque non riesci a realizzare quello che succede, insomma.